questo merito. Eccoci qua, eccoci in studio. Io volevo un po' che dicesse la sua a questo riguardo quello che è emerso anche il Presidente Confapi come imprenditore. Vi sentite come economia reale più lenti dell'economia della finanza che corre, di tanti processi, tante situazioni, o sono due mondi che vedete paralleli? Perché poi noi ci siamo precipitati in questa situazione a causa della finanza, se non erro, no? Perché tutto è nato dalla finanza, perché la finanza ha trascinato l'economia. Adesso ci stiamo riprendendo. Ma è un po' una capzione, è un po' come chiedere se sia nato prima l'uovo o la gallina. Ho capito, no? Però intanto il io crack credo che della grande finanza, colpa l'abbia la finanza sicuramente. Esatto, ce n'ha, dai, perché sì, mamma mia. ci andava benino. Perché c'è una questione di fondo. Intanto una sottolineatura ulteriore a quello che veniva detto prima, e cioè che il valore della finanza è di molto superiore al valore vero delle cose. Ma perché è più grande quello? Cioè, la finanza cosa dovrebbe fare? Dovrebbe dire, questa fabbrica che produce qualche cosa che nel futuro avrà un grande sviluppo, vale tanto e quindi io ci investo su e poi commercio gli investimenti che ho fatto su questa cosa con altri che fanno qualche cosa di simile. Questo dovrebbe essere il meccanismo. Ma se il valore di tutto questo commercio è superiore al valore oggettivo di ciò da cui dovrebbe trarre motivazione, c'è una stortura grossa. È ben vero che è difficile da governare questa cosa, però i popoli devono sempre di più cercare di controllarle queste cose, che non vuol dire mettere briglie assurde o fare programmi da paese totalitario, però un maggior controllo questo sì deve essere fatto, perché se no si perde di vista l'effettività delle cose. Però Presidente, lei però, se ci fa caso in questo passaggio, stiamo tornando alla sua affermazione iniziale, quando diceva che bisogna vedere il lato positivo. Alla fine il lato positivo lo vedi sulle cose vere che ci sono, certo. Altrimenti crei solo illusioni, come nel caso dell'esempio che sta facendo. Ma chiaro. Quindi le cose positive si costruiscono su cose positive, perché il resto diventano solo aria. Ma così dovrebbe essere. E lei ha ragione, infatti prima lei diceva, ma le banche sono preparate a fare queste cose? No, non sono preparate perché fanno due lavori in uno. In altre nazioni la banca di investimento è la banca di investimento, la banca, con una parolaccia orrenda, retail, è quella che serve le persone che vivono e che usano. Prego? Perfetto. Se la banca che fa le operazioni normali vuole fare la banca di investimento, dovrebbe dotarsi degli strumenti che siano in grado di farle capire se l'investimento della start-up che viene proposto è credibile o non è credibile. Ma scusatemi, vi pare che le nostre banche facciano questo? No, perché è una struttura abbastanza nazionale. Dovrebbe esserci qualcuno che si occupa solo di quello e allora avrebbe degli analisti. Perché in Inghilterra sì. Bortolani. Sì, portate pazienza, ma io ci vivo quotidianamente negli studi bancari, perché tutti i miei clienti lo sappiamo. Avrò la scrivania piena e di pratiche di tutte le banche. sì, no, probabilmente mi sparano. Però ho pratiche piene solo di pratiche finanziarie, ma anche stupide certe volte, che mi rendo veramente stranito come non facciano capire certe cose così semplici. Ma detto questo, tanto perché parliamo di competenze di persone, devono avere anche nei sistemi bancari persone che abbiano competenze, e mi sto rendendo conto che negli ultimi anni le competenze sono andate a scemare. Non so se lo vogliono fare apposta, o la gente meno voglia lavorare, o gli dicono non fate. Questo è il concetto. Cosa vuol dire detto competenze? Questo, competenze in materia finanziaria, il capire davanti il cliente che hai, i numeri, il progetto, la storicità poi anche, no? Il momento economico, eccetera, eccetera, eccetera. Probabilmente questo un tempo era assolto dal rapporto che c'era tra il direttore di banca e l'imprenditore, c'era un rapporto più vicino. Stavo arrivando, la territorialità è fondamentale. Molte aziende che si sono rimesse di nuovo, le grosse logicamente, hanno una centralità, non so, dico Roma, Siena per Montepaschi, l'MPS, tanto per fare un esempio stupido, volevano ritornare al piccolo, cioè alla regionalità, perché non puoi capire la realtà economica che tu hai se non c'è lo stretto
collaborazione tra direttore di banca o piuttosto del corporate, del gestore che può essere di aziende un po' più grandi rispetto a retail, non c'è la possibilità. Chiaro, anch'io se io non sono dentro in studio non vedo le collaboratrici cosa fanno, certo per dirne una. Ritornando al discorso prima delle banche, effettivamente fanno una duplice funzione, cosa che non devono fare, perché il TUB, il testo unico bancario, le banche sono ordinarie, devono ricevere soldi e prestare soldi, punto. Il problema è che loro, quei soldi prestati dai risparmiatori, le chiamano negoziazioni, che così io sono stato carino. Le negoziazioni guadagnano una montagna di soldi, gli fanno il bilancio in 2-3 mesi, perché logicamente più grande è la banca, più è raccolta e più investe. In overnight vuol dire che in una notte li muovono 7 volte, 8 volte, 10 volte. Questi si fanno i bilanci così, non dando più i soldi a chi effettivamente spinge l'economia reale. Allora, e ritorniamo qui. Sono stato chiaro, perché la banca deve fare raccolta e impegni, cioè c'è proprio scritto, me lo studiamo quando andavamo a fare ragioneria, raccolta e impegni, punto, e devi impegnare in base alla raccolta che hai, invece loro possono fare leve fino a 6, cioè io ho 100, finanzio 600, per cui anche di più certe volte. Allora dico, se finanziamo un'economia reale, il paese va avanti. Per non parlare di titoli di Stato. Lasciamo stare che poi anche lì... Allora, io adesso ritorniamo sul quantitative easing che è stato fatto da Draghi, no? Cioè, hanno detto compriamo i titoli di Stato dalle banche in modo tale che rendiamo le banche liquide, perché logicamente svincoliamo soldi che loro hanno impegnato in titoli di Stato. Ok? Ci siamo? E questi soldi dove sono di finire? Ce lo domandiamo in molti. Infatti siamo qua che stiamo... Io un direttore di banca d'area a Padova, non facciamo nomi, né la banca né il direttore, è venuto in ufficio da me e chiedendo: Riccardo, per cortesia mi trovi i clienti, perché io non so più dove, mi stanno dicendo di prestare soldi, impegnare soldi, scusate, e trovami i clienti, mi ha detto. Battuta perché è un amico, mi metto in ginocchio, ma cioè, riuscite che poi gli porti le pratiche, ma questo così, questo colà. Cioè allora ragazzi, qua dobbiamo capire, ho capito, dovete avere un rischio, siete diventate SPA, siete di credito ordinario, questa è la parola esatta, o se no diventiamo di nuovo statalizzati, le statalizziamo e allora finanziamo tutti, che così abbiamo risolto il problema. Ma se siete una SPA per cui dovete prendervi dei rischi. Dice delle cose interessanti. Faccio una domanda. Faccio una domanda abbastanza precisa, al fine di consentire, cioè, allora, affinché le banche siano in grado di valutare la reale situazione di un'azienda che vuole investire, che vuole fare delle operazioni. È sufficiente una valutazione solo quantitativa che fa la banca o ci vuole una valutazione qualitativa? Cioè, allora, ha detto che però mancano le competenze, per cui la qualitativa... Sia oggettiva che soggettiva, chiaro questo. Qualitativa e quantitativa. Quantitativa e qualitativa. Assolutamente sì, dico oggettiva e soggettiva, deve essere visto a 360 il problema, devono essere viste le aziende a 360, chiaro. Oggi però alla banca manca l'aspetto qualitativo. Assolutamente sì, mi dispiace dirlo, non a tutte, non voglio dire a tutte assolutamente, però in generale sì. Il problema è che in Italia le leggi devono essere fatte, ci devono essere poche leggi e chiare, avvocato. E quello che prima, quando lei diceva il discorso della burocrazia e politica, per forza, se abbiamo 1000 norme contrastanti tra l'altro alcune tra le altre, è chiaro che uno ci sguazza, perché poi il politico dice no, io ho fatto la legge, il burocratico sì, ma io non so applicarla, no, ma è così in Italia. Allora bisognerebbe tagliare metà la politica e tagliare metà, certe volte meglio in dialetto veneto, il Diese e il Canda, Diese Paroni muore da fame, ed è così ragazzi. Allora poche persone che decidono in maniera competente, con qualcuno logicamente che avrà delle maggioranze eccetera, e le leggi chiare, bisogna fare il testo unico, il TUIR, il testo unico su imposizione diretta e indiretta, perché è un disastro. Cioè, adesso ci sono normative che hanno fatto adesso sulla riqualificazione delle sanzioni tributarie e amministrative, che se sono una contrastante a un'altra non si riesce quale sanzione applicare. Ma come facciamo a lavorare in un sistema del genere? Allora le banche, poche leggi e sicure, sgarrano, punite. Banca d'Italia non deve essere fatta dalle banche, ma deve essere un organismo a sé stante, intanto, perché non può essere fatta per il 98% da banche, perché viva Dio, il cane non si mangia con cane, no? Chiaro. Pertanto, bisogna essere fatte delle leggi poche e chiare e dare competenze che una banca deve fare. Una banca deve fare raccolta, impegno, bene.
si fanno le banche di investimenti o i private equity, ma gli si devono dare le possibilità di entrare nelle aziende in maniera più chiara. Non vengono fatte le leggi. È più limpida. Bortolami, cosa ne dice? Salmaso, scusi, Salmaso. No, io in effetti scusatemi, rispetto a questi discorsi che sono anche di ampio raggio, continuavo a guardare lì il titolo dove va il nord-est. Io come broker di assicurazioni questa cosa la vivo quotidianamente contattando aziende, essendo a contatto con le aziende, e in particolare per quanto riguarda il mio settore con i liberi professionisti, perché io sono sì amministratore delegato di una società di brokeraggio, ma nell'ambito della società mi interesso di RC professionale. E mi ha colpito quando è iniziata la crisi nel 2008 e che quindi frequentando collegi, ordini professionali eccetera, a un certo punto un presidente di un collegio professionale disse: la crisi è finita, ma parliamo di 3 o 4 anni fa ancora. E eravamo tutti lì che lo guardavamo un po' perplessi, e ha detto una cosa che in quel momento mi ha aperto gli occhi. Noi, nord-est, Veneto, eravamo abituati alle saliscendi, no? La crisi scendeva in basso e poi improvvisamente si risaliva, eccetera. Ci siamo resi conto invece con questa crisi che non è più così. È una cosa, la crisi non era finita in che senso? Che dovevamo aspettare con calma, e infatti oggi di che percentuali parliamo? Il sud 0,1% siamo tutti contenti. Dice l'onda è più lunga. 0,1% l'onda è più lunga della crisi rispetto ai cicli economici. È più lunga, quindi quello è stato credo un momento importante, perché quando ci siamo resi conto di qual è l'effettiva situazione e che non avevamo illusioni, lei parlava di illusioni, no? Che riparte tutto di colpo, ci siamo da buoni veneti attrezzati per, e adesso nel 2015 io ho la soddisfazione di vedere che qualche professionista mi dichiara un fatturato in aumento, non è generalizzata. Qualche imprenditore si dice, e poi la famosa domanda: ma chi glielo fa fare? Che mi chiama e dice: guarda, sto attrezzando il capannone per fare delle altre attività. E dice: bene, è positivo. Quindi Salmaso c'è? Quindi? Ma la sensazione è che ci sia, ma d'altra parte il Presidente prima lo ha accennato, c'è questa sensazione che le cose stiano andando in meglio, e non è solo una sensazione. Ripeto, questi dati, per carità, parziali, banali, io opero nel Triveneto, non è che ho la pretesa, ma non interessa questa zona. Non ho la pretesa di dire che cosa succede in ambiti più elevati, ma la sensazione è che questo movimento ci sia, e ci sia più ottimismo, ma la voglia c'è sempre stata. Da qui la domanda: ma chi te lo fa fare all'imprenditore? Posso fare una domanda precisa, che è una piccola parentesi tecnica. Ti diamo la parola sempre all'avvocato. più spesso si vedono in Italia delle autovetture targate di aziende italiane targate estere, che hanno l'assicurazione in Romania, in altri posti, Bulgaria. Sono lecite questo tipo di pratiche? Beh, il più delle volte sono imprenditori che hanno delocalizzato e hanno aperto anche dei commercialisti, degli studi in Romania, lei non c'entra, vero? No, è vero, è così. Che hanno aperto e che quindi hanno la possibilità di fare... sono legittime, voglio dire. Soprattutto hanno la possibilità di fare operazioni di leasing molto più interessanti, magari, e di assicurare. Perché qualcuno dice non sono legittime, invece sono legittime, sono delle prassi legittime. Beh, anche perché operiamo in ambito europeo. Prego? Beh, forse lei è più adatto di me. L'avvocato magari. Non sempre legittime. Fiscalmente non sempre legittime. Esatto, sono legittime se chi acquista una macchina all'estero ha un ufficio, una sede operativa o un qualcosa di collegamento all'estero, e quindi acquista una macchina, la può targare estera e quindi circolare in Italia con una targa estera, che poi ovviamente fa anche il furbetto, perché se si prende una multa riesce anche a passarla liscia. Esatto. Però fiscalmente, credo che Bortolami potrà confermare, non è invece assolutamente legittimo se non si ha una sede all'estero che possa garantire la possibilità di acquistare e di girare poi con un mezzo targato estero. Esattamente, perché circolo in Italia come residente italiano con una targa estera, ciò mi pare il codice civile della strada, mi pare non si possa, il codice della strada. Per cui deve essere intestata una società estera o una stabile organizzazione estera o
tu hai la residenza estera o eccetera. Quindi è legittima se ci sono i presupposti. Io quello avevo, in effetti stavo dicendo appunto quello, rifacendomi anche, mi sono rivolto a lui, perché in effetti ho alcuni clienti che operano anche tranquillamente all'estero. Siete tanto costosi. Quello che io non posso fare è assicurarli. Sì, ma siete tanto costosi, Salmaso. Cioè, No, alla fine tutti andiamo all'estero adesso a assicurarci. Il costo è che in Italia c'è una piccola dichiarazione che bisogna fare, che si chiama beni socio, spesometro, redditometro, chiamatelo come volete, che una macchina di una certa cilindrata vi accertano anche su quello che avete, no? Con un dato statistico che è abnorme, cioè non è proporzionale all'autoveicolo, chiaro? E per cui la gente trova un po' gli escamotage vari, che poi siano corretti, alcune volte sì, alcune volte no, questo è in sostanza. Per questo c'è la pubblicità, vorrei agganciarmi a questo, quanto, e mi rivolgo anche a Zanetti, ma un po' a tutti voi, quanto a un certo punto per poter andare avanti è necessario far ricorso a escamotage di ogni genere. Per cui qua Posso dirlo io? Mi guarda e io lo dico perché... No, andiamo dopo la pubblicità, la trattenga Taccio. e dopo vediamo un po' di rispondere, perché poi qua dopo ci allacciamo anche al discorso della legge di stabilità e tante altre cose. E quindi quanto invece ce la si può fare nonostante tutto e anche l'Europa. Tra poco.